E buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro, un altro Sfogliamo Insieme by Reni Retro, quindi sapete che quando mi presento con questo nome si parlerà sempre di retro gaming, retro computing e simili, ok? Quindi benvenuti a tutti, ben collegati a chi mi sta vedendo in live e benvenuto a chi vedrà questa live poi in differita, ok? Per chi è collegato, se mi può dire se la live scatta, perché l'ultima live che ho fatto, quella dei 1000 video pubblicati su YouTube, purtroppo è venuta che scattava leggermente proprio perché, come voi ben sapete, il mio hardware è un po' datato, un po' vetusto, un po' vecchio, ok? Trattasi di un i5 del 2012 di terza generazione, ok? Allora, un attimino solo che volevo vedere una cosa anche qui sul cellulare, un secondo solo, che mi premeva fare una cosa sul cellulare, ma non riesco a farlo. Un attimino solo, proprio ci vuole un attimo. Allora, niente. Allora, ok, proviamo da qui un attimino solo, proprio un secondo, eccoci qua. Perfetto. Allora, sembra che tutto vada correttamente, ok? Quindi sono le ore 11:02. Buongiorno a tutti. Oggi è 31 marzo 2025 e con oggi ci lasciamo alle spalle anche il mese di marzo, il terzo mese di questo anno 2025. Io sto cercando di fare quanto più è possibile per questo canale, per farlo crescere, per farlo conoscere e diciamo anche in futuro, durante quest'anno, cercherò di fare parecchi contenuti, soprattutto per quanto riguarda appunto retro computing e retro gaming, senza tralasciare però tutto il reparto anime e senza tralasciare neanche tutte le pubblicazioni, tutte le compilation che ho diciamo di musica, quindi per quanto riguarda Reni J. Acquisterò anche altri vinili e quindi vedremo anche qualche altro unboxing di vinili. Quindi diciamo sarà diciamo un anno molto pieno di contenuti, se non fosse altro che già che sto pubblicando almeno un video al giorno con una compilation al giorno, siamo arrivati alle Don't Stop 80, alle quali seguiranno le Don't Stop 90 e poi proseguiremo con altre compilation, tra l'altro che io ho già pubblicato sul canale Mixcloud, ma che mi fa molto piacere che YouTube mi sta facendo tranquillamente pubblicare anche qui su questa piattaforma. Ok? Quindi innanzitutto vi ringrazio tanto di seguirmi, vi invito a visitare i miei siti, il principale dei quali è sempre classe74.it, dal quale poi potrete cliccare e navigare su vari gruppi di oggetti in vendita su Amazon. Un altro sito a cui sono molto affezionato è magliettevintage.it, dove troverete delle magliette addirittura a partire dagli anni 50 fino agli anni 2000, ok? Quindi potrete scegliere una maglietta la più adatta ai vostri gusti, quella che preferite, potrete scegliere la taglia, in molti casi anche il colore della maglietta, quindi andate su magliettevintage.it e da lì poi verrete riindirizzati su Amazon, dove potrete fare l'acquisto con la vostra user, la vostra password e il metodo di pagamento che avete già selezionato su Amazon. Non cambia niente, ok? I miei siti sono tutti dei consigli, degli oggetti consigliati da me, che poi andrete poi ad acquistare tranquillamente su Amazon, ok? Detto questo, parliamo anche di legolando.it, che è il sito dedicato ai Lego, ai mattoncini,
E invece StarWarsStore.it è dedicato alla galassia lontana lontana, a tutto il merchandising che c'è su Star Wars, su Guerre Stellari. Salutiamo Marco Ruggero, amico, lo possiamo dire quasi d'infanzia, anche lui è stato un SysOp di una BBS gestita interamente su Amiga, quindi perfettamente, scusate, mi accendo un'altra luce perché così ho, quindi perfettamente in linea con la live. Salutiamo Marco Ruggero che ci sta seguendo da YouTube e niente, lui gestiva Dylan BBS, che era gemellata, diciamo eravamo 4 BBS, una gemellata con l'altra, c'era la mia RefSoft BBS, c'era Antanisoft Group Research BBS di Stefano Coletta e poi di Fabrizio c'era Famani Soft BBS e poi c'era quella di Marco, la Dylan BBS. Noi diciamo ne abbiamo vissute tante insieme, siamo anche, Marco correggimi se sbaglio, siamo anche andati ad Empoli, cioè abbiamo vissuto, mi pare, Pianeta Amiga 98 ad Empoli insieme, c'eravate anche voi, c'era Marcello, Fabrizio, c'era Arturino, diciamo eravamo tanti amici e poi ovviamente tra gli espositori in quell'anno esponevo pure io mi ero preso tramite JASA Communication anche io un tavolo di esposizione e avevo esposto il Commodore 64, un 4-5 Amiga, già all'epoca avevo 4-5 Amiga nel 98, quindi pensate un po', avevo gli Amiga 500 sotto allo stand perché i tavolini che mi avevano dato non mi bastavano. Anzi Marco, se tu vuoi vedere quell'edizione, io ho pubblicato sul mio canale, diciamo, le registrazioni e le riprese fatte dal mio amico che purtroppo non c'è più, amico Sergio Di Rocco. Sergio, tra l'altro lì le riprese io ho fatto la titolazione e le ho pubblicate l'anno scorso, quindi ringrazio tantissimo Sergio per aver fatto quelle riprese e per avermi dato la cassettina, era una mini TV, io al volo con una mia vecchia videocamera e un hardware che si attacca sull'USB, ho attaccato tramite i cavetti videocompositi la telecamera al PC e l'ho subito catturata, sia Pianeta Amiga 97 che Pianeta Amiga 98. Quindi andate sul mio canale, cercate Pianeta Amiga e vedrete che sul mio canale ci sono tutti e due questi eventi. Ricordo che Pianeta Amiga 97 fu il primo evento italiano dedicato alla piattaforma Amiga in quel di Empoli e noi lì c'era pure Robimax, il negozio di computer prettamente dedicato alla Commodore e ad Amiga che stava a via Valvariana. Io diciamo con il mio stand nel 98, come ho detto, rappresentavo anche Emilio, il negozio Mac 2023 che non c'è più, che era invece a vicino Ponte Marconi. Ok, quindi come vedete io già poi nella live dei 1000 iscritti ho menzionato un altro negozio di computer a cui ero particolarmente affezionato, che era Computer Time, che stava a Ciampino, ma ne posso menzionare tantissimi altri che stavano addirittura sulla Tuscolana come Graphic Z, ma potremmo stare qui ore a menzionare e a ricordare quei tempi d'oro in cui, diciamo, noi utilizzatori di computer non eravamo tantissimi, ci conoscevamo più o meno tutti, posso menzionare anche per quanto riguarda l'ambiente PC anche Carlo Sabatello, mi pare che era AMP BBS quella di Carlo Sabatello, una cosa del genere, e comunque già le BBS, le banche dati elettroniche ci tenevano uniti, visto che poi c'erano anche all'interno delle BBS una sorta di network, così si chiamavano, Shavipnet, Euronet, Trecnet, eccetera, che erano tutti gli albori di Fidonet. Fidonet fu il primo grandissimo servizio di messaggistica elettronica creato tramite la piattaforma internet. Praticamente uno lasciava tramite una BBS dei messaggi a delle persone o dentro a delle aree
tematiche specifiche. Lo so, è il grande Carlo, vedi che lo ricordi Marco? Quindi grazie a delle aree specifiche uno lasciava dei messaggi, poi durante la notte, soprattutto durante la notte, perché all'epoca le connessioni tra le BBS avvenivano tramite linea telefonica e la linea telefonica c'erano gli scatti notturni che erano più, cioè uno scatto durava di più durante la notte rispetto a durante il giorno. E poi non solo, spesso e volentieri per sincronizzare queste aree messaggi, che si utilizzava un sistema che si chiamava QWK, praticamente bisognava fare un'interurbana. All'epoca le chiamate non erano tutte quante uguali come siamo abituati adesso con i cellulari, tutto compreso, non c'è più il tempo che stai al telefono. Prima c'era, io avevo il contascatti, già l'ho raccontato in altre live, un contascatti marca Perseo che mi contava gli scatti di quando stavo connesso, perché io utilizzavo appunto la linea di casa e andavo a rimborsare a mio padre, diciamo, l'importo degli scatti che io avevo effettuato. C'avevo un'agenda dove scrivevo tutti gli scatti, c'avevo contascatti che mi teneva traccia degli scatti che io facevo quando facevo una telefonata. Quello era molto importante perché le bollette lievitavano tanto di più quanto più tempo uno stava collegato, e poi se facevi una telefonata interurbana là gli scatti correvano anche molto di più. E quindi diciamo durante la notte queste BBS si sincronizzavano tutte quante scambiandosi questi pacchetti QWK, che erano pacchetti ultra complessi perché dovevano essere il più piccoli possibile per poter effettuare lo scambio di questi pacchetti il più velocemente possibile per stare connessi il meno tempo possibile. Quindi diciamo che con questi pacchetti QVK uno durante la notte passava di BBS in BBS, magari arrivavi pure in America, che ne puoi sapere, magari c'era una BBS poi che era connessa con l'America, dovunque, arrivavi soprattutto con Fidonet. Noi poi con Marco solo all'ultimo, mi pare che anche lui si divenne nodo Fidonet, pure Fabrizio, Antani divenne nodo Fidonet, però all'inizio noi avevamo Euronet, sempre tramite Carlo Sabatello, che era un altro nodo principale, perché appunto tutte queste BBS erano tutti quanti nodi di diversi network, ognuno poi poteva anche invertarsi il proprio di network mettendoci delle aree tematiche all'interno, diciamo, sono tutti ricordi questi. Ho fatto, diciamo, una parentesi introduttiva a quello che andremo a fare oggi, perché oggi questo è il vecchio numero di Zap. Scusate, levo questa sedia che mi dà fastidio. Allora, questo è il numero di Zap che già abbiamo sfogliato insieme. Questo è l'ultimo numero di Zap del 2024. Ok, già abbiamo fatto lo sfogliamo insieme, andatevelo a trovare nei miei video, nelle mie live. Ok? Ah, tu non riuscissi con Fidonet? Strano, perché poi alla fine erano tutti abbastanza semplici, però per Fidonet ci voleva il permesso che si chiedeva. Io mi ricordo ancora dove sono andato a chiedere il permesso, era dall'altra parte della Cristoforo Colombo, quasi di fronte alla vecchia Fiera di Roma, alla Fiera di Roma che adesso hanno buttato giù. Mi piange il cuore perché per me l'unica vera Fiera di Roma era quella sulla Cristoforo Colombo, quella dove si faceva Expo Cartoon, ok? Non dove si faceva il Romix, ok? Però diciamo di fronte lì proprio, vicinissimo a dove stava pure prima la regione Lazio, c'era un ufficio addetto appunto alle registrazioni su questi network internazionali, perché lì alla fine si andava sull'internazionale, Fidonet era a livello globale e quindi bisognava andare a chiedere un permesso, il numero di nodo lì, mentre per Euronet, TrekNet e gli altri che avevamo in BBS bastava compilare, diciamo, un pezzo di carta che poi veniva mandato via fax a Carlo Sabatello, che mi pare che era il nodo principale di Roma, e quindi poi lui ci dava il numero di nodo e quindi da quel momento tu entravi a far parte del network. Esatto, e vabbè, tanto poi all'epoca noi lo sappiamo benissimo che iniziava il tramonto, Commodore già era tramontata, Amiga la tenevano sulla cresta dell'onda tutti quelli che producevano hardware di terze parti, quindi non
diciamo, originale Commodore, perché la Commodore era già, diciamo, stava tramontando, ovviamente essendo una casa enorme, la Commodore, non è che tramonta, boom, come un filo a piombo casca giù, no, ha avuto diciamo, un declino molto veloce, però sempre nell'ambito degli anni. Però durante questo declino della Commodore tutti i produttori di hardware di terze parti, di acceleratrici, di schede aggiuntive, di multiface card, che sono schede, diciamo, che permettevano di attaccare più seriali allo stesso computer, o anche schede SCSI, ma anche le stesse Picasso 4, la Phase 5, erano tantissime, la TQM, c'erano tantissime case che producevano hardware di terze parti che hanno tenuto in vita l'Amiga anche dopo il tracollo di Commodore. Poi sappiamo che Amiga passò ad Amiga Technologies, poi alla Escom tedesca, passò diciamo, di mano in mano il marchio e l'hardware di Amiga. Vennero prodotti anche degli Amiga non marchiati Commodore, quindi diciamo che l'Amiga ci mise diversi anni a tramontare, però purtroppo i PC, diciamo, da quando finì l'era dei 486 con i DX4 e nacque l'era dei Pentium con il 133, il primo Pentium 133, c'erano pure i Pentium 100, mi pare che il 486, di X4, c'erano i Pentium 66, i Pentium 100, 133, 166, 200, 233, 266, pure con la controparte MMX. Quindi i PC con l'avvento di questi processori Intel e con diciamo gli altri che erano gli AMD, con la controparte AMD, cominciavano ad invadere il mercato. Poi sappiamo benissimo che da quando la Microsoft fece uscire Windows 95, che fu un sistema operativo a sé stante, diciamo che fu il vero successore del DOS, dell'MS-DOS, da Windows 95 in poi con Windows 98 e poi tralasciamo Windows Millennium, parliamo di Windows 2000, diventò uno standard e Amiga praticamente tramontò per quanto riguarda la grande distribuzione. E poi noi sappiamo, facciamo uno studiamo insieme anche di Passione Amiga, è ancora viva l'Amiga non solo nei nostri cuori di chi l'ha vissuto in quegli anni, ma Amiga è ancora molto utilizzata. Tra l'altro c'è stata anche l'uscita di A500 Mini, hanno fatto A600 che purtroppo per vie legali è un po' bloccata, ma la produzione è pronta, è tutto pronto per far uscire questo A600 versione moderna, nel senso che non sono i computer degli anni 90, prodotti negli anni 90 che troviamo su eBay o sui mercatini, ma sono proprio di nuova produzione del 2025. Quindi risolti tutti i cavilli legali, partirà anche la produzione di A600. E quindi niente, l'Amiga è ancora viva, vengono prodotti giochi, poi lo vedremo anche tramite Zap che sta qui dentro, vengono ancora prodotti anche degli hardware. Io stesso ho il Waffle che mi permette di leggere e scrivere dischetti Amiga direttamente da PC, quindi diciamo è tutt'altro che morta la community Amiga, quindi è una cosa molto molto bella. Allora, questa è la busta in cui mi viene sempre inviato, vabbè, normalmente è di plastica, in questo caso è di plastica, è di carta, in questo caso è di plastica, va bene, e andiamo a vedere. Eccolo qua, questo è il primo numero del 2025 di questa iconica rivista. Io sono molto affezionato a questa rivista, molto molto molto, e quindi ho rinnovato l'abbonamento. Tra l'altro in descrizione di questo video già ho messo, diciamo, il link per andare ad acquistare questa rivista e tutti gli arretrati che sono ancora disponibili su zappmagazine.it. ok, guardate che bella, questa è una rivista iconica che dagli anni 80, perché Zap è nata per il Commodore 64 e gli 8 bit, ok, poi piano piano ha cominciato a trattare anche un minimo di Amiga di 16 bit,
e adesso praticamente parla un po' di retro computing, in teoria si ferma ai vari MSX, NES, eccetera, di tutte queste console e computer 8 bit, però tratta anche di qualcosa di più, tra virgolette, moderno. Ok, come vedete la copertina è esattamente, a parte di qualche colore che la mia telecamera non riesce a rendere al meglio, però questa è la copertina che vedete anche là in alto a destra. Ciao Michele, benvenuto, grazie di essere qui con me. Oggi sfogliamo insieme di questa rivista numero 15/100. Siamo arrivati a 100 e come vedete 2025, numero 15, 100, 2025. Allora, subito c'è il sommario di Paolo Besser e tutta la redazione, c'è l'editoriale e il sommario. Ok, e poi c'è attenzione soci Iron, dal 2026 la destra si rinnova a gennaio. Il 2025 sarà un anno di transizione. Ai ai ai. E allora io la devo rinnovare la tessera. Non dovete rinnovare adesso, va fatto come sempre alla scadenza della vostra tessera. Allora, quindi no, perché io l'ho fatta a fine dell'anno scorso. Allora, vabbè, l'associazione, come sapete, come avete visto, io l'ho aperta adesso, quindi non lo sapevo. Sto leggendo, è scritto in gigantesco. Attenzione, soci Irons, io sono socio. Dal 2026 la tessera si rinnova a gennaio. Allora, il costo varia in base al momento dell'iscrizione, 40 euro per chi si tessererà o rinnova a gennaio o febbraio, dando diritto a 4 numeri previsti da Zap, e 30 euro per chi si iscrive dopo l'uscita di questo primo numero dell'anno. Il costo scenderà progressivamente fino a fine anno, per poi tornare a 40 euro con validità per tutto il 2026. Vabbè, poi semmai io gli scrivo, perché ci sto parecchio in contatto, e vedo come sto messo io col tesseramento. A me mi pare che mi sono tesserato a novembre, quindi diciamo dovrebbe essere ancora valida la mia tessera. C'è un sommario molto ricco, questo ve lo faccio vedere da vicino, così se volete vi tesserate o acquistate questa rivista. Guardate, questo è il sommario. Ok, c'ho la telecamera che balla un po' il fuoco, però ok, vi ho fatto vedere il sommario e quindi questo, diciamo, è tutto un avviso ai soci di Irons. Allora, qui partiamo subito con Gaming News e ci sono tutta una serie di giochi per tutte le piattaforme, diciamo, vedete? Gaming News. Ok? Ditemi se scatta, Oggi non è arrivata la notifica della tua diretta da YouTube. Ho scoperto per caso che sei in diretta e non lo so perché YouTube fa così. Comunque ho sentito anche altri YouTuber che hanno lo stesso identico problema. Magari leva e rimetti la campanella, così almeno YouTube rinnova questo fatto che tu gradisci che ti venga notificato quando io sono in live. Quindi sì, togli e metti la campanella sul mio canale. L'evoluzione della scimmia. A più di un anno dal precedente speciale, Toki C64 Remastered torna su Zap con nuovi dietro le quinte e un'esclusiva beta con tutti i livelli. Guardate un po', hanno fatto il porting di Toki che era uscito su Amiga su Commodore 64. Guardate che roba! Cioè, queste riviste sono un must, vedete, Toki, e qui parla di C64, quindi l'evoluzione della scimmia, parte 2. Allora, arriviamo come era una volta Zap. Cominciamo con i giochi, con le recensioni dei giochi. Nixie and the Seeds of Doom per C64 ZX Spectrum, gratuito, online. Questo gioco ha preso un globale di 91%. Sappiamo che tra 90 e 94
c'è diciamo la medaglia gioco caldo per C64 e come ho detto ZX Spectrum. Vedete? Io ve lo faccio vedere giusto per un attimo, così. Oh, siamo arrivati. Vedete, questo è un gioco per Amiga. Per Amiga andiamo a leggere. Amiga 1 megabyte. Costa, è gratis in digital download. Si chiama Teeny Pixel Adventure. Teeny Pixel Adventure. Quindi devi avere un Amiga 500 con 1 megabyte. Quindi va bene anche mezzo mega di chip e mezzo mega di fast. Essendo una medaglia d'oro di Zap, deve avere almeno 95%, gli hanno dato un globale di 96. Quindi 96% a Teeny Pixel Adventure. Vi faccio vedere le due paginette. Ok? Ovviamente ci sono i commenti di tutti gli editori, come era pure su Zap, sulla rivista iconica degli anni 80, ci mancherebbe. Andiamo avanti. Addirittura qui c'è un gioco per MS-DOS, sempre gratis in digital download, si chiama Alien Intruder, ha preso 87% ed è veramente per MS-DOS, quindi per i PC con il vecchio Microsoft Disk Operating System, ok? Quindi per MS-DOS Alien Intruder. Andiamo avanti. Afoctor, questo è per ZX Spectrum, gratuito in digital download, ha preso 88%. 88%. Guardate che belle che sono queste pagine e queste recensioni. Vi consiglio davvero di acquistare la rivista, c'è il link in descrizione, vi ho lasciato il link in descrizione, potete andare e comprare sia questa, mi pare che c'è ancora qualche copia disponibile di questa qua. Questa è l'ultima del 2024, questa è la prima del 2025. Andiamo avanti. Gioco caldo sempre per il nostro amato Commodore 64, Peau Noir, Cat in the Dark per C64, $2 costa in digital download. Vabbè, $2 è un caffè, si può tranquillamente offrire un caffè. Globale 92%, gioco caldo, che mi sembra che sia bianco e nero addirittura questo gioco. Peau Noir. Come vedete escono ancora dei giochi e del software per queste iconiche macchine. E adesso passiamo invece al Nintendo Entertainment System per il NES. Per il NES addirittura €50 costa, e questo è STQ, non so come si legge, comunque è medaglia d'oro Zap, ha preso 95%. Estique. A me piacciono troppo queste pagine così colorate, poi sempre con i commenti e con questi personaggi disegnati in bianco e nero che sono gli editori. Poi trovate queste immaginine anche sul loro sito su zappmagazine.it, è veramente una cosa iconica, ti porta proprio indietro nel tempo vedere i fumetti che poi mi pare che pure su Zap, quello storico, erano gialli con le scritte nere, e poi loro disegnati in bianco e nero. Belle cose, bella impaginazione. Questa rivista merita quello, diciamo, quello che costa, anche perché c'è tanto lavoro dietro. Allora, quindi Estique, non lo so come si legge, 95%, per il NES costa €50. Allora, qua c'è un gioco test per Commodore 64 che è Infestation, che ha preso 72% e costa 2 sterline, 3 sterline in digital download. Ok, e su quest'altra pagina c'è sempre un test gioco caldo per Atari. Per Atari ha preso 91%, Rough in Trouble. Vedete? Ok? Quindi questo è Rough in Trouble, gioco caldo ha preso ovviamente il 91%, mentre Infestation per C64 ha preso 72%.
Oh, andiamo adesso in casa invece MSX Physical Dreams for Valencia. Questo costa gratuito in digital download per MSX, molto molto colorato, globale 90%. Eccolo qui, eccolo qui. Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh. Complete Microshops Package in One Tap File per ZX Spectrum, gratuito in digital download, globale 70%. Complete Microshops Package in One Tap File. E di qua invece c'è The Lost Treasure of Zap, 20 anni di nuovi classici. Bellissima questa pagina, che introduce poi, vedremo ad altre pagine. Guardate che bella, The Lost Treasure of Zap, 20 anni di nuovi classici. Andiamo a vedere, questo è tutto un articolo, Feature. Negli ultimi anni la produzione di nuovi giochi per retrosistemi è cresciuta esponenzialmente, ma la verità è che non si è mai fermata. Dagli anni 90 a oggi sono stati pubblicati centinaia e centinaia di titoli che spaziano dalla produzione amatoriale senza troppe pretese fino a veri e propri capolavori. Guardate, questo è tutto un articolo che va assolutamente letto, dedicato a, diciamo, tutti questi giochi. Ok? Qui si conclude la feature da una parte, dall'altra c'è un altro gioco caldo per Commodore 64 che ha preso 90, quindi da 90 a 94 il gioco caldo, da 95 a 100 è medaglia d'oro. Gioco caldo Planet Golf per C64, Commodore 64. Ebbene, ancora esce materiale per il nostro vecchio computer, tra l'altro gratuito in digital download. Oh, ed ecco altri due giochi, anzi no, addirittura 3 giochi per Commodore 64. Uno è Steel Ranger, gioco caldo, ha preso 94%, a tanto così dalla medaglia d'oro. Steel Ranger costa 5 euro in digital download. Poi c'è Rocky Memphis and the Legend of Atlantis, ha preso 95%, medaglia d'oro di Zap. E poi c'è The Shadow over Oaksmill, ha preso 89%, ok? Sempre per Commodore 64, 4 euro in digital download, ok? E niente, quindi c'è un gioco caldo, una medaglia d'oro e un 89%. 3 giochi per Commodore 64, eccoli qui. 3 giochi per Commodore 64. Ripeto, andate ad acquistare questa rivista, vedete quanto è piena di argomenti? Allora, test per C64, gioco caldo 94%, Miami Monsters Land, gratuito in digital download. Poi c'è Ghost and Goblins Arcade, medaglia d'oro, sempre per C64 in digital download, ha preso 97%. Ghost and Goblins Arcade. Poi c'è Commando Arcade SE, penso che sia per Special Edition, gioco caldo 90%, sempre Commodore 64. Andiamo avanti, sempre per Commodore 64, gioco caldo, altro 90%, Galencia. E poi sempre Commodore 64, 92%, gioco caldo, Millie and Molly. Guardate, in 2 pagine quanti giochi sono recensiti e, diciamo, votati, classificati, come volete voi. Ok? Guardate che tanta roba questa rivista, sempre su C64, altra medaglia d'oro con un bel 96%, MV Ultra, costa 16 euro in digital, 16 dollari in digital download per Commodore 64. MV Ultra, guardate, sempre per la nostra amata macchina Commodore 64.
Ok, qui parliamo di Amiga Worthy, gioco caldo, 92%, costa 9 euro in digital download, Worthy, e 19 euro col floppy, ok? Che poi è complicato anche trovarli i floppy, ne sa qualcosa Giuseppe Di Lillo Sovox di edicola 8 bit, che lui diventa matto per andare a trovare i floppy sia da 3 pollici e mezzo per Amiga che da 5 pollici e un quarto per Commodore 64. Lui ogni volta è un macello per trovarli questi dischetti, non si trovano più, sono fuori produzione da anni ormai, e quindi sono tutte rimanenze di magazzino se li trovi nuovi, altrimenti ti devi accontentare di quelli usati che vengono venduti sui vari canali tipo eBay o mercatini di Facebook, eccetera, Vinted, tutti questi mercatini di seconda mano, e allora lì parecchi vanno buttati, quindi ci devi perdere tempo per pulirli nel caso non funzionino. Quindi trovare, ecco, qualcuno che addirittura è disposto a produrre un gioco e a distribuirlo su supporto fisico, quindi sul floppy, è molto complicato nel 2025. Poi c'è un altro gioco caldo per Amiga con 91% che è Snow Bros, questo gratuito in digital download, e poi c'è Putty Squad 91% gioco caldo, sempre per Amiga. Eccoli qua, opla, ho perso la pagina, no, eccolo qua, Putty Squad, eccola. E questa quindi è... Oh, mamma mia, quanti giochi qua. Oh, qui è menzionato pure... Io ho fatto un video dedicato a un gioco che adesso vi dirò. Allora, prima, sempre per Amiga, c'è Liquid Kids, ha preso 84%, gratuito in digital download. Oh, quanto mi piaceva Rigar, mamma mia. Rigar per Amiga, 83% ha preso. Ma era stupendo Rigar, gratuito in digital download. E poi c'è un gioco caldo che ha preso il 93% che è Teeny Bubble, la versione arcade di Bubble Bubble portata su Amiga. Allora, su Teeny Bubble andate a cercare nel mio canale, io ho fatto un versus, cioè Teeny Bubble versus Bubble Bubble, long play di tutti e 100 i livelli, quindi c'è un video sul mio canale YouTube in cui potrete vedere tutti e 100 i livelli, diciamo, sia giocati su diciamo Bubble Bubble Amiga che Teeny Bubble Amiga, quindi tutti e due giocati su Amiga, però potrete vedere le differenze tra i due videogiochi, tra le due versioni, perché trattasi sempre alla fine poi di Bubble Bubble, che si chiami adesso Teeny Bubble, la versione arcade portata su Amiga, e Bubble Bubble invece era il porting del videogioco su Amiga tranquillamente, che poi io ho fatto anche, se trovate, se cercate sul mio canale un altro video che ha fatto parecchie visual, che è piaciuto parecchio, che invece era la versione del Commodore 64 da una parte, la versione di Amiga dall'altra, di Bubble Bubble, quindi lo stesso gioco giocato su un Commodore 64 e giocato su Amiga. Io non ho visto sostanziali differenze. Ciò non vuol dire che era stata fatta male la versione Amiga, assolutamente, vuol dire che è stato sfruttato al 100% il Commodore 64 per fare quel tipo di gioco, Bubble Bubble, per farlo andare a quella velocità, per farlo graficamente accattivante. Quindi se non lo avete fatto, andate a vedere anche Bubble Bubble, il VS C64 versus Amiga. Quindi sul mio canale trovate sia il confronto, il VS tra Teeny Bubble e Bubble Bubble, entrambi giocati su Amiga, che su Bubble Bubble giocato su un Commodore 64 da una parte dello schermo e su Amiga dall'altra parte dello schermo. E di qua c'è anche Delta Shadow che ha preso 94%, gioco caldo per ZX Next. ZX Next, come vedete anche il ZX Next è trattato in questa bellissima rivista. Andiamo avanti, questa volta parliamo di MSX Mijikazo, gratuito in digital download, gioco caldo 93%,
mentre per MSX sempre Manbow 2 70% e penso sia sempre per MSX, sì, The Goonies Are Good Enough. The Goonies Are Good Enough, così si legge in inglese, scusate la pronuncia, ma The Goonies Are Good Enough, sempre per MSX, voto 90%, gioco caldo. Quindi 3 giochi per la piattaforma MSX in 2 paginette. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, per MSX c'è Bomb Jack, gioco caldo, ha preso il 91%, mentre per lo Spectrum, ZX Spectrum, c'è Wonderful Dizzy, gioco caldo, 93%. Da quest'altra parte, in quest'altra pagina c'è sempre per ZX Spectrum, gratuito in digital download, un gioco caldo che è Metal Man Remixed, 91%. Mentre sempre per ZX Spectrum, gratuito in digital download, c'è Drift che ha preso 87% di globale. Ok, vedete, questi sono questi altri 2 giochi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, e qui faccio un salto nel passato veramente, ragazzi, perché come sapete i giochi che io ho giocato di più in assoluto su Amiga sono dei giochi che diciamo a me piaceva giocare al bar, mettere la 200 lire, prima era la 100 lire, poi la 200 lire, insomma, dentro questi che non erano cabinati, non erano videogiochi, c'era una pallina di metallo, erano i flipper, e a me mi sa che io addirittura comprai l'Amiga 500 per questo gioco, che era Pinball Dreams. Qui Pinball Dreams ha preso 97%, medaglia d'oro di Zap, questa volta però per Amstrad CPC, ok? Quindi hanno fatto la conversione di Pinball Dreams addirittura per Amstrad CPC. Io su Amiga Pinball Dreams, Pinball Fantasy e Pinball Illusion li ho squagliati completamente. Poi c'era anche un Pinball Power, c'era Arcade Pinball, ma i migliori. Tra l'altro i Digital Illusion, quando fecero l'algoritmo del movimento pseudo casuale della pallina, lo registrarono questo algoritmo, perché noi sappiamo che nei flipper la pallina si deve muovere casualmente, ma non è un movimento casuale, va di qua, va di là, no, è pseudo casuale perché dipende dal punto dello schermo in cui va a contatto, va in collisione, diciamo. Sul Commodore 64, per farvi capire, parleremmo di sprite, quando c'è la collisione tra 2 sprite. In quel caso, diciamo, non c'erano sprite, era proprio la pallina che dove andava il pixel che colpiva doveva reagire in modo diverso, perché magari c'era una molla o c'era una schicchera di corrente che faceva schizzare la pallina da un'altra parte. Guardate che fare un movimento pseudo casuale della pallina dentro un flipper, che tra l'altro non esiste perché è tutto virtuale dentro un videogioco, era una complessità enorme. Io ho visto anche chi ha avuto Windows 95-98 se lo ricorderà, che tra i giochi, insieme al solitario, insieme a Campo Minato, che poi diventò Campo Fiorito, vabbè, perché le mine non si dovevano nominare le mine e quindi diventò Campo Fiorito, c'era anche il pinball. Faceva schifo quel pinball di Windows. Cioè Pinball Dreams, Pinball Illusion e Pinball Fantasies furono una pietra miliare dei giochi di pinball di flipper su Amiga e in questo caso adesso anche su Amstrad CPC. Quindi ha preso 97% medaglia d'oro, proprio guadagnatissima. Poi c'è Albert su Atari XL XE, ha preso 85%. Mi sembra sia gratuito su digital download, sì. E poi c'è sempre per addirittura per Plus 4, per Commodore Plus 4, un gioco per Plus 4 ha preso il 91%, quindi gioco caldo, Alfarai. E di qua il ritorno degli arcade, diciamo un intermezzo di Retro Biz,
specialisti degli eventi, e qui tutti quelli che portano gli arcade alle varie fiere, che poi ovviamente li vendono. Io qua ho The Arcade Lab vicinissimo a me, che sta qui sulla Nagnina. Ok, ho The Arcade Lab che fa ancora diciamo, questi cabinati, questi arcade. Andiamo avanti, sempre Retro Beats, i più richiesti, c'è tutto un articolo, vedete? Su chi si dedica ancora a fare questi arcade. Tra l'altro hanno avuto un'impennata di prezzo questi arcade, perché mentre prima venivano restaurati, se si può dire così questo termine, insomma venivano riportati a nuovo i vecchi arcade che si trovavano in vendita, che ne so, nelle sale giochi dismessi, nei bar che ce l'avevano dentro alle cantine perché ormai non più utilizzati, quindi venivano acquistati questi arcade, venivano rimessi a nuovo e riportati, diciamo, a una piena funzionalità, in molti casi sfruttando anche i monitor a tubo catodico che avevano di serie questi arcade degli anni 80-90, magari venivano messi anche più di un gioco, mentre negli anni 80-90 erano tutti monogioco, con degli accorgimenti era abbastanza facile metterci 100, 1000, 10.000 giochi, 20.000 giochi, ok, con tutti gli emulatori. Ovviamente qui entriamo nelle schede JAMMA, diciamo nell'ambiente prettamente arcade emulator, dove diciamo la fata padrone è un vecchissimo oramai, perché si parla degli anni 2000, quando uscì il Mame. Il Mame fu il primissimo emulatore di giochi arcade, ok? E quindi diciamo venivano riportati a nuovo questi, e costava meno che produrli da zero. Adesso producendoli da zero devono andare a intagliare il legno, a fare tutte le serigrafie, a creare, mettere tutti i joystick poi dentro l'emulatore, eccetera. Sono saliti di prezzo in modo esagerato, mentre prima con 6, 7, 700 euro, 1000 euro un arcade te lo portavi a casa, adesso ce ne vuole il doppio, ce ne vuole esattamente il doppio, se non più del doppio, purtroppo, a meno che poi non decidiate di comprare la Pandora. Allora a quel punto iscrivetevi anche al mio canale Telegram, che tramite Amiga Ida io ogni tanto faccio la pubblicità ai canali Telegram, dove io metto, diciamo, tanti prodotti in vendita su Amazon che riguardano anche il retro gaming, quindi anche le varie Pandora e chi più ne ha più ne metta. Quindi vi ho fatto vedere questo, che è sempre dedicato al retro beats e quindi agli arcade, che sempre sono retro computing, ricordiamolo. Torniamo ai giochi. Soiled Iron per Commodore 64 ha preso un bel 78%, gratuito in digital download, mentre per MSX un bel 82% l'ha preso Minkyu Extra. Vedete? Sempre bellissime queste pagine di questa rivista. Ah sì, certo Michele, si poteva giocare in due contemporaneamente su Commodore 64, quel processorino che aveva 1 MHz e riusciva a gestire tutto. E infatti qua ne riparliamo un'altra volta. Allora, per Atari, gratuito in digital download, ha preso 80% Faster, mentre sempre per Atari, e qui torniamo sempre a bomba, ecco che prende 86% Bubble Bubble, gratuito in digital download, il porting su Atari di Bubble Bubble, ok? Quindi vedete che Bubble Bubble è tutt'altro che tramontato come gioco. C'è un mio amico patito di Bubble Bubble, lo saluto, Luca, che ci sentiamo spesso, e lui diceva ma Bubble Bubble non ha avuto tanto successo. Non ha avuto tanto successo, hanno fatto Tiny Bubble, hanno fatto tanti porting, cioè ancora oggi è ricordatissimo. Tra l'altro io che vado ai Japan Days qui all'ippodromo delle Capannelle, una volta portarono c'è una società che fa neon, che piega neon, ovviamente a LED, però sembrano tubi, diciamo, a neon, tutti sagomati eccetera, e ha un'edizione insieme a un Goldrake
diciamo alto quasi 2 metri, c'era anche con la scritta Japan Days il draghetto di Bubble Bubble. Ho fatto la foto, l'ho pubblicata, mi pare pure su Amica Ita. Tra l'altro voglio fare una cosa, poi voglio fare un video che troverete a breve, sarà un video non tanto lungo, sul mio canale lo troverete a breve, sempre dedicato a Reni Retro, quindi retro computing, retro gaming, eccetera. Quindi questo porting, tra l'altro gratuito in digital download, di Bubble Bubble ha preso 86% e questi draghetti hanno fatto la storia. Eccoli qua, i draghetti che hanno fatto la storia. Ok, andiamo avanti. Per Amiga Bunnitos Fist ha preso 83% e questo richiede però un'Amiga 1200 e un 4000 perché vuole l'AGA, ok? Mentre su quest'altra pagina torniamo a parlare del Commodore 64 con un globale di 80%, i Tokiri per Commodore 64, vedete? Eccoci qua. Quindi da una parte Amiga Bunnitos Fist e dall'altra i Tokiri per Commodore 64. Andiamo avanti. Sempre per Amiga Stardust Wars The Director's Cut 75%, gratuito in digital download, e di qua per MSX un bellissimo gioco caldo che si chiama Setris 2. Setris 2 ha preso il 93%. Setris 2, vedete? Guardate che belle le pagine di questa rivista, ma proprio belle. Tutte belle colorate, si leggono benissimo, quindi il contrasto è ottimale tra la scritta e lo sfondo. Guardate, io gli do 100% a sta rivista, non gli si può dare di meno, anche perché, ripeto, io sono un nostalgico, affezionato al Zappo originale, questo me lo ricorda tantissimo, anzi questo è molto meglio perché la carta che hanno usato per stamparlo è molto meglio di quella di Zappa di una volta, cioè è 3000 volte di qualità superiore su questa rivista. Test per Commodore 64, ha preso 84% questo Battle for Kronos, ok, gratuito in digital download. Mentre di qua per Amstrad Mickey Steel Fighters GGP ha preso 60%. Questo qua per Amstrad è molto colorato, molto colorato. Per Commodore 64 invece un po' meno colori. Per Commodore 64 questo Battle for Kronos 84%, però vedo i colori un po' smunti, diciamo così. Ok, andiamo avanti. Qui abbiamo un 74% per Commodore 64 e C128 Orbix gratuito in digital download, mentre per Amiga abbiamo Dungeonet 77%, questo però vuole l'AGA Dungeonet, ok? Vuole un 4000 o un 1200 per poter essere giocato. Voi se li giocate con WinUAE o con UAE più in generale su qualsiasi piattaforma, non ci avete problemi perché gli dite che emulate un 1200 o un 4000 con processore AGA e quindi con chipset AGA e voi potete tranquillamente giocarci, mentre sulle macchine reali bisogna dirlo che è AGA perché queste sul 600, sul 3000, sul 2000, sul 1000, sul 500 non girano per niente questi giochi che vogliono l'AGA, ok? AGA, ripetiamo, CD32, 4000 e 1200 sono le tre macchine della famiglia Amiga che hanno il chipset AGA, ok? Globale 77%. Due domande a Philippe Dessoli. Non so se si pronuncia così, io con le pronunce sono un macello, e questa quindi è un'intervista, una feature, ok? Andiamo avanti. Pimp My Classic and Updates
Mortal Kombat 2 32 per Arcade Edition, globale 95%. Tony Montezuma's Gold, medaglia d'oro 95%. The Goonies Enhanced, voto globale 80%. Saboteur 2 Mod, globale 81%. E poi c'è ancora Twintris Deluxe, globale 86%. Quindi questi sono Pimp My Classic and Updates. Ok, stavo vedendo se tutto continua correttamente, la live mi sembra che vada abbastanza bene. Ok, sì. Oh, e qui c'è un articolo dedicato a un hardware che è uscito diciamo alla fine dell'anno scorso, di Paolo Besser, che è dedicato al The Spectrum, ok, l'ultimo uscito dalla casa Retro Game. Vediamo un po' che cosa dice. Stavo vedendo se c'era qualcosa di particolarmente interessante, ma questo va letto tutto, questo articolo, perché guardate, il The Spectrum, questo mi sa che già non si trova più, già è diventato raro. The Spectrum, bellissimo. Oh, andiamo avanti e finiamo sulle ultime due pagine con la posta. Se volete che la vostra mail venga pubblicata sulle pagine di questa bellissima rivista, scrivete a posta@zappmagazine.it ed ecco la posta di Zap. Ok? Una lettera che ci sta a fagiolo con il numero 100, poi la leggeremo. E questa è la quarta di copertina. Vedete? Quindi sempre un'altra ottima rivista, un'altra rivista bellissima che si aggiunge alla mia collezione. Tra l'altro gli Zap ora li ho tutti. Vedete? 14,99, 15,100, 2024-2025. Ed ecco questa che abbiamo appena ora terminato di sfogliare insieme. Ok? Guardate che le copertine sono stampate su carta lucida. La mia telecamera non renderà mai la bellezza di questa copertina, non la renderà mai. Anche solo per avere queste copertine è come avere la passione che ho per queste riviste nasce anche dal fatto che a me piacciono anche i vinili, e molti vinili, al di là della plastica che contengono, molti li compro proprio per la copertina. Quando vedo una bellissima copertina, e io il vinile poi lo compro perché cioè, se merita la copertina, per me è un'opera d'arte già solo la copertina. Poi ovviamente c'è anche dentro il vinile, che magari dentro c'è anche bella musica, belle canzoni. Comunque anche la copertina, come ho sempre detto, è una cosa importantissima. Ma guardate che bella copertina, ma anche questa del vecchio numero. Ma vi vorrei far vedere quella dei vecchi numeri, ma ce l'ho di là tutti gli altri numeri. E poi vedete quanto impegno ci mettono nelle copertine anche invece quelle di Spray Editori. Ok? Vedete, tra l'altro, ecco, Goldrake ha venduto un sacco di copie sta cosa proprio perché con una copertina così, ma come fai a non vendere? Cioè, questa si vende da solo dalla copertina, tra l'altro è tutta imballata, questa noi lo dovremmo andare ad aprire insieme, vedete? Questo non è una rivista, questo è un libro che dovremmo andare a sfogliare insieme, magari queste sono 320 pagine, è impossibile sfogliarle tutte, cioè, quindi 320 pagine, ne sfoglieremo qualcuna, quelle più importanti. Vedete, l'evento dell'anno, la storia dietro al mito, Goldrake, dal Giappone all'Italia, aneddoti, segreti e polemiche. E questo quindi è un librone dedicato al robottone di Go Nagai. Ok? Va bene, detto questo,
una live di un'ora precisa. Vedete, io con Zap e con Passione Amica riesco a fare le live entro un'oretta, che è quello che è il mio obiettivo, fare delle live, non fiume lunghissime, 2 ore, 3 ore, ma fare delle live di circa un'oretta dove vi faccio vedere le pagine delle riviste e vi racconto degli aneddoti della mia vita negli anni 80-90, ok? Quindi oggi abbiamo parlato anche un po' delle BBS, grazie a Marco Ruggero che è stato con noi, grazie a Michele Rizzardi, grazie mille che mi avete fatto compagnia. Ringrazio anche mia mamma, mio papà che vedranno questo filmato sicuramente in differita. Saluto mia moglie e mia figlia, come adesso ho deciso in chiusura di live di salutare tutti. E niente, proprio in chiusura vi informo che ho fatto un nuovo Linktree. Se volete andare a vedere tutti i vari canali Telegram, tutti i vari canali Telegram e pagine Facebook e siti internet che io ho per quanto riguarda l'acquisto di oggetti su Amazon, potete andare tranquillamente su linktr.ee/classe74. Ho fatto un nuovo Linktree in cui trovate tutti i link, tutti quanti messi là. Quindi ripeto, linktr.ee/classe74. Quello è il mio Linktree ufficiale dedicato agli oggetti in vendita su Amazon. Quindi lì ci troverete i link a Reni J Store per quanto riguarda la musica, giradischi, trazione a cinghia, trazione diretta, casse attive e passive, amplificatori, i mobiletti per il vostro impianto videoludico, di tutto, cioè microfoni, cuffie, puntine, testine, conchiglie, tutto ciò che riguarda i giradischi, le console stand alone e quelle che invece richiedono il PC. Ci sono anche i vari mixer, tutto trovate su renijstore.it, mentre sul mondo del vinile.it trovate i vinili divisi in musica italiana, edizioni speciali, musica internazionale, colorati, picture disc, eccetera. Legolando.it è dedicato ai mattoncini Lego, starwarsstore.it è dedicato alla galassia lontana lontana. Magliette vintage invece sono magliette che ovviamente ricordano parecchio gli anni 70, 80, 90, in particolar modo però partono dagli anni 50 e potete trovare la vostra taglia, il vostro colore preferito, partendo sempre da magliettevintage.it e poi il principale classe74.it, dove io ci ho messo un sacco di pagine nascoste di Amazon e dove c'è anche Amazon Supermercato, che era un mio vecchissimo progetto che nel caso cercherò di riportare in auge durante questi giorni, perché Amazon Supermercato era un progetto enorme, perché Amazon ebbene vende anche alimentari, ok? Quindi se voi lo sapete potete andare ad acquistare magari qualcosa che non trovate nell'alimentari sotto casa o delle cose particolari locali, perché Amazon vende anche prodotti particolari locali, che ne so, toscani o campani o liguri. Ci sono dei prodotti, magari ogni regione ha il suo prodotto un po' più particolare, che ne so, i peperoncini calabresi, ma mi è venuta in mente una cosa, oppure il pecorino romano. È ovvio che uno sceglie di comprarlo da produttori locali e quindi tu puoi prendere il peperoncino calabrese su Amazon e sai che il produttore è un piccolo produttore locale calabrese che vende questi peperoncini. Questo era un esempio, che ne so, in Sicilia le arance, per dire una cosa stupida, qualunque cosa. Io lì ci stanno pure delle varie confetture, tutte le varie salse al tartufo, per esempio, nelle varie zone. Poi ovviamente ci sono anche i vini e quindi i vini si sa che ogni regione ha il suo vino particolare, addirittura quasi moltissime cittadine hanno dei vini particolari, ok?
quindi porterò avanti, riporterò anzi a galla, visto che era stato abbandonato questo progetto, il progetto Amazon Supermercato, e quanto prima farò una live per farvi rivedere questo grandissimo mondo che io avevo creato intorno ai prodotti Amazon. Ok, quindi vi condividerò il desktop e faremo una live un po' diversa dove io mi metterò piccolino magari sulla destra e vi farò vedere quelli che sono i prodotti di Amazon by Classe 74. Detto questo, sono le ore 12:06 minuti di questo lunedì 31 marzo 2025. Grazie mille di essere stati con me, a chi mi ha seguito in live, grazie a chi vedrà questa live in differita. In chiusura volevo addirittura ringraziare, mi sono dimenticato, volevo ringraziare 1001 Avventura. Andate a vedere il canale di 1001 Avventura, in particolar modo TG 1001 S3 episodio 13, quindi serie 3 episodio 13, perché mi ha menzionato 1001 Avventura, il canale mi ha menzionato in un video che si chiama TG 1001 barra S3 e 13, serie 3 episodio 13. Quindi grazie mille di avermi menzionato e di aver menzionato il mio canale anche nei commenti come link. Grazie mille a tutti, io vi lascio con la sigla di chiusura di Reni Retro, se la riesco a trovare, intro, outro, non ci sto a capire più niente, sigletta, Reni J, Reni Retro, eccolo qua, quindi facciamo così, ok. Dovrebbe essere tutto pronto, mi sono un po' riordinato OBS anche se io ho una versione vecchia perché le versioni nuove di OBS richiedono Windows 11, io con Windows 7 non posso più installare quasi nulla e tra un po' sarò obbligato, quando praticamente non mi si installerà proprio più niente, sarò obbligato a passare a Windows 11, a quel punto farò un investimento di tasca mia di tanti soldini perché a quel punto passerò a un processore molto più nuovo di questo i5 non so, di terza generazione del 2012, quindi di questo i5 che ho, e a quel punto cioè, ci sarà da divertirsi perché prenderò una buona scheda video, un buon processore e potrò trasmettere anche in live a risoluzione anche più elevata, perché questa telecamera è molto limitata, perché tra l'altro questa Logitech che mi è stata data, cercate la posta di Reni, mi è stata regalata da un mio follower, e quindi niente, praticamente va molto oltre la risoluzione con cui la sto usando, ma sto usando dei driver compatibili, non esistono i driver per Windows 7 di questa telecamera, quindi mettendola su Windows 11 cambia da così a così quella telecamerina lì. Tra l'altro c'è anche l'intelligenza artificiale per seguire il volto, io l'ho dovuta disabilitare perché Windows 7 con il processore lento non ce la fa a stare dietro, quindi si vede tutto a scatti, la telecamera mi segue, però si vede tutto a scatti quando io mi muovo, e quindi quello è proprio il PC che non ce la fa, la telecamera sì, ok? Poi vedremo sempre per quanto riguarda Reni Retro le evoluzioni dei processori delle schede video, e soprattutto mi sono informato, sto vedendo che cosa sta facendo uscire la Nvidia, stiamoci molto attenti perché la Nvidia sta facendo uscire un supercomputer nella tua mano, nel palmo della tua mano, c'è qualcosa altro che intelligenza artificiale. Qui siamo molto oltre l'intelligenza artificiale, perché sappiamo bene che cos'è un supercomputer, perché si chiama, chi non lo sa, si cominciasse ad andare a informare, lo chiedesse a Google subito che cosa è un supercomputer e che cosa vuol dire averlo nel palmo della mano. I supercomputer occupavano 1000 metri quadri di spazio, la Nvidia l'ha messo nel palmo della mano, cose dell'altro mondo. Veramente fa paura, veramente fa paura. Detto questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live, spero di riuscire a farla domani, perché no, ci abbiamo da fare lo speriamo insieme di tante cose, e poi mi piacerebbe fare l'unboxing di questo. Questo per la festa del papà, per il 19 marzo, me l'ha regalato mia figlia, ok? Vedete? È un arcade mini, lo devo ancora aprire, e quindi vedete, e qui ci sono scritti i giochi che ci sono, 152 Classic Games, vedete?
Classic Games, arcade, puzzle, sport, c'è tutto, ok? Quindi, e questo è l'arcade mini che poi apriremo insieme, magari farò una breve live dedicata proprio a questo oggetto. Grazie mille di nuovo, vi ho salutato 50 volte, questa volta vi saluto davvero. Sono le ore 12:10 di questo lunedì 31 marzo 2025. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, ciao! Thank you.